Professore, si può dire che più cresce la cultura, più cresce il benessere e lo sviluppo di un popolo? Sì, su questo ormai ci sono anche molti studi statistici, economici, di diversi studiosi che hanno studiato il legame che c'è tra cultura ed economia, che è una cosa, diciamo, comprensibile a tutti, anche senza bisogno di diagrammi e di equazioni matematiche. Il nostro sviluppo nasce dalla cultura che abbiamo accumulato nel passato, dal nostro saper fare, perché cultura non è soltanto, qualche volta uno immagina, qualcosa di irraggiungibile come possono essere grandiosi dipinti, architetture e quant'altro, è proprio tutta la conoscenza che viene trasmessa nelle nostre scuole e quel saper fare che poi alla fine ci porta ad avere una capacità di organizzare la vita civile ed economica, e questo significa la crescita. E d'altra parte i paesi che hanno più cultura sono quelli che hanno il reddito più elevato rispetto ad altri. Ci sono paesi europei, proprio che lei ne ha appena accennato, che ritiene essere modelli di riferimento per questa idea, per questo postulato? Ma sicuramente ogni paese europeo ha cercato di utilizzare la sua cultura. Diciamo che in una qualche maniera i paesi più ricchi di cultura e di legami storici sono quelli che hanno investito di meno, perché hanno sempre pensato che bastasse avere delle opere d'arte, dei paesaggi e quant'altro e poi tutto veniva da sé. Invece i paesi che avevano un po' meno hanno investito in queste attività, hanno fatto vere e proprie opere, esposizioni, fiere, festival e quant'altro, e quindi io credo che c'è una diversità di comportamenti in Europa. Fra questi io citerei comunque la Francia, perché è un paese che è vicino a noi dal punto di vista della tradizione, della storia e anche delle arti e della cultura, ma che ha da sempre investito in cultura ad una quantità ben maggiore di quella del nostro paese, e se ne vedono i risultati anche in termini banalmente di turismo, di attrazione da parte della gente, e dobbiamo dire che da lì dobbiamo imparare, cioè abbiamo molto da imparare. Lei, abbiamo detto, è presidente del comitato promotore. Quali sono gli obiettivi di questo comitato per l'evento Venezia Nord-Est Capitale della Cultura 2019, quelli principali? Nel 2019 tocca all'Italia, insieme alla Bulgaria, di rappresentare l'Europa con la sua capitale europea, e a questo punto ci sarà un bando di concorso che il Ministero per la Cultura italiano dovrà indire di qui alla fine di quest'anno per scegliere quale delle città italiane sarà rappresentante. Noi abbiamo formato un consorzio di città e territorio, e Venezia insieme a tutto il nord-est, cioè andiamo dalla provincia di Bolzano, Trentino, il Veneto, Friuli, Venezia Giulia, per mettere insieme una storia importante del nostro paese e soprattutto un forte legame, questo è un po' il nostro slogan, il forte legame fra cultura ed economia. Questa parte del nostro territorio ha avuto nella crescita economica e negli investimenti in cultura una grande parte della loro ricchezza, e lo abbiamo visto nel passato, ma devo dire lo abbiamo visto anche nel recente passato, perché se il Nord-Est è diventato un esempio per tutta l'Italia come capacità di crescita, questo lo deve alla sua cultura, alla sua capacità di fare, alla sua capacità di riconnettersi con il resto del mondo. Noi vogliamo portare questo saper fare nel 2019 e rappresentare l'Italia assieme alla città della Bulgaria che sarà scelta.